Buonasera. No, Saudario, se sconnette dall'universo, io sei connesso. Mise solo uno. Ascolta le sue frasi, ascolta te. Se vi chiedono da quanto tempo non fate l'amore e voi rispondete 4 mesi e vostra moglie 1 settimana, ricordate che il vostro problema non è la mancanza di memoria. Anche secondo me sono ieri che fa becco. Arriva, dimmi io. Chiediamoci, un calciatore vegano può giocare con la Fiorentina? Ma se sei coerente, no? Secondo me. Confermo che le mona. Ricorda che l'acqua è potabile, ma anche la siepe. Però non bevetela. Ma certo, infatti non sai che te bevi e foglie. Ma forza che non te bevi e foglie. Infatti dice che mangiava foglie, non che bevo la foglia. Ma per me a foglia voi altri che si fuma. Duilio Ines, devo dirvi la verità, la vostra situazione è molto complessa. Grazie dottore. Con tutti i Sky che le abbiamo dato per fare queste terapie, sono contento sì per arrivato alla conclusione iniziale. Ma vede, il problema di fondo è che sembra quasi che più che attrarvi voi amiate proprio respingervi e non capisco perché. Non lo so neanche io, dottore, mi domando sempre anch'io come che è possibile che una volta appena amorosi eravamo sempre attaccati, sempre uniti, vedessi che coppia che eravamo. Non me lo spiego. Cioè era una roba incredibile, ma perché eravamo così uniti all'inizio? Perché? Perché ognuno viveva a casa sua e se vedevamo poco. In queste condizioni come fai a litigare? Va tutto perfetto, certo, no? ma non può essere solo questo. Ma Duilio, poi no? all'inizio non lo so, eravamo sempre appassionati, focosi, facevamo sempre l'amore. Ah, dottore. questo sì, questo è vero. Tutti i giorni Tutti i fare giorni. l'amore e quando che doveva andare a lavorare, delle volte stava a casa per fare l'amore con me. Mettevo ferie. Col finiva ferie, se doveva mai a tia. Mettevo malattia. Ma scusi, e cosa scriveva sul certificato? Trombosi. Invece adesso. Basta, è cambiato tutto. Non solo famo più l'amore, l'amore è solo un lontano ricordo. Delle volte, anzi, a me veniva da coparlo, dottore. No, ma non è la soluzione giusta, per carità. No, non è la soluzione giusta. Conta che. Mi ero informato per coparlo come fare. Sì, che ho già contattato Tosati che mi faceva il lavoretto sporco. E si lo trovavo su internet. Sì, per me non sta andando buono a cingerare. Se mi ha domandato, ora ho avuto una dare una mano a tua moglie che ti chiede un piacere. E ora sono su internet e ho trovato sti doc che faceva sto lavoretto. Io ora che ho telefonato, sento così chi mi gasparà. Di chi mi gasparami. E voi è 50.000 euro. 50.000 euro per copare Duilio. E io ho detto no. Avevo capito chi si chiama Sicari. Sicari, oltre. Che siti vari. Qui su internet.